tifato veramente con le unghie e con i denti. È meraviglioso, è una gioia incredibile. Ho veramente passato un bellissimo pomeriggio, i ragazzi mi avevano promesso un qualcosa, una vittoria, perché era un periodo un po' difficoltoso, non avevamo lo stimolo giusto per magari trovare quel qualcosa che ci faceva tornare a giocare come i mesi precedenti. Sarà che anche i tifosi meravigliosi che mi lasciano senza parole, perché ogni volta che vengono qui sono veramente un uomo in più. Sarà che era il derby, ma hanno veramente dato una prova incredibile, nonostante che non era pre-tattica, ma Ciro stava male. E Favaretto, Favaretto stava male, Nicolò è un mese che non si allena, Scandagliato stava male, eravamo proprio a pezzi e sinceramente non ci credevo, ma sto notando una cosa, che quando non sono sicura del risultato, veramente sono un po' giù perché dico non ce la facciamo, veramente loro mi regalano delle gioie inaspettate. Quindi è stato veramente un finale di stagione eccezionale questa partita. Questa è stata la ciliegina perché già avevamo vinto una Supercoppa qui a Mestre, che la stagione è iniziata bene, abbiamo ottenuto la salvezza a metà febbraio, anzi anche prima, a metà gennaio, questa è la ciliegina, ci sta bene sulla torta. Ti dico la verità, volevamo posticiparla, cioè farla alle 19 noi perché non stavamo molto bene. Avevamo 4-5 giocatori che questa settimana non si sono proprio allenati, uno addirittura un mese che non si allena. Però è stata preparata abbastanza bene durante la settimana comunque, con sedute video, tutto quanto, che fanno sempre bene quelli. Magari corte ma fanno bene, se no prendono il sonno i giocatori. E credo che quello che abbiamo provato durante la settimana si è visto in campo. La sensazione è che la partita sia stata sempre sotto controllo. Sì, in parte 5 minuti iniziali che loro giocavano la palla molto velocemente, però era stata preparata anche questa, di raddoppiare sul pivot, non lasciare a Tenderini, il tiro di sinistro ad incontro, tutte quelle cose là. I ragazzi hanno reagito bene alle indicazioni, questa volta è andata bene. Grande anche il tifo, sesto uomo in più, davvero. Li ringrazio tantissimo, lo sanno che li stimo tantissimo. Direttore, una grandissima vittoria che va oltre ogni aspettativa. Una vittoria incredibile. Avevamo chiesto ai ragazzi di fare questo regalo per il presidente che ci teneva molto. Veniamo da una settimana un po' tribolata per vari infortuni, però tutti i ragazzi hanno stretto i denti e hanno fatto il possibile per regalare questi 3 punti per il presidente Marco, per la città di Mestre e per la città di Mestre. Siamo veramente molto contenti, ci tenevamo tutti noi dirigenti a vincere o comunque a fare una bella figura. Bella figura, i 3 punti sono arrivati, cornice di pubblico eccezionale, non è successo niente per fortuna, tutto molto fair play, come poi si vedranno dalle immagini, è stato veramente un bel sabato sportivo per la città di Mestre. Grande concentrazione anche, dal primo minuto alla fine. Sì, i ragazzi sono entrati molto concentrati, anche l'allenatore era molto concentrato e anche tutto lo staff tecnico. Diciamo che se avessimo avuto sempre questa concentrazione e questo amore per questa maglia avremmo fatto forse qualche punto in più, ma servirà di lezione per tutti noi.
complimenti. Un gol anche da parte del portiere, clamoroso. Top, Dio, top. Davanti a questo pubblico venivamo da un periodo molto difficile, i risultati non arrivavano e oggi il gol è la ciliegina sulla torta, l'importante era vincere, come non ci interessava, l'importante era vincere e la cosa è arrivata, Dio. Grazie, avete messo un gran cuore e ci avete fatto anche divertire molto. Sì, grazie a voi tutti per essere stati presenti, grazie.